olimpico. È tempo di leoni a Venezia, non solo quelli dedicati alla settima arte, ma anche all'eccellenza sportiva. E Francesca Porcellato è una pluricampionessa plurimedagliata, 13 Olimpiadi all'attivo e decine di medaglie conquistate. Al palmarès, dopo il ritiro a Parigi 2024, ora aggiunge il leone simbolo del Veneto e con nostalgia assicura ci sarà Milano Cortina 2026, da tifosa e spettatrice però. Sono una veneta orgogliosa, ho portato in questi anni i colori del Veneto, la mia essenza regionale nel mondo, con nazionale ma anche regionale nel mondo. Sono orgogliosamente veneta e dunque sì, questo è un riconoscimento veramente che mi fa un grandissimo piacere, mi tocca il cuore. Si è ritirata da Parigi ufficialmente, però insomma Milano Cortina un po' le sarebbe piaciuto partecipare? A chi non sarebbe piaciuto partecipare a un'Olimpiade in casa è un'occasione unica per gli atleti, avere un evento così vicino a casa. Tra l'altro io mi sono allenata, ho costruito la mia carriera in quelle zone e dunque sarebbe stato veramente bellissimo avere un'altra carta d'identità e dunque esserci. Purtroppo l'età avanza, ogni anno passa un anno e dunque io ne ho passati tanti, dunque per me è finita la stagione dell'agonismo, mi sarebbe molto piaciuto, penso che sia un onore è una grandissima opportunità per gli atleti italiani e soprattutto veneti avere questo evento in casa, ma soprattutto anche per gli italiani e per i veneti avere le Olimpiadi. Sicuramente portano un po' di scombuglio adesso finché i giochi per le preparazioni come tutte le cose, ma poi sarà veramente un orgoglio ospitare le Olimpiadi. Io continuerò a fare l'atleta, ovviamente da dilettante, dunque dedicandomi molto meno all'attività sportiva, ma comunque continuando le competizioni a livello nazionale e regionale, con meno intensità, guardando ad altre cose, perché comunque il primo amore non si scorda mai, dunque non posso lasciare proprio tutto così.